Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano l'appello del procuratore di Cosenza. A dire il vero è un allarme. Il procuratore spagnolo parla di tanta droga, di un fiume di droga nella città di Cosenza, e quindi c'è questo forte allarme sociale. Ma sentite le sue parole. Da Gypsy Village a Gazze Ladre, due inchieste per certi versi sovrapponibili, che hanno come scenario lo stesso luogo, il villaggio Rom di Via degli Stagli a Cosenza, il quartier generale di gruppi criminali impegnati in una miriade di attività criminose. Il procuratore capo Mario Spagnuolo parla di allarme sociale. È evidente che il problema non è un problema di politica criminale, è un problema sociale che va affrontato da parte delle istituzioni preposte, va affrontato creando posti di lavoro, va affrontato con la cultura, va affrontato con la istruzione, va affrontato seguendo con gli assistenti sociali le grandi situazioni di disagio familiare ed individuale che sono presenti all'interno del campo. E se in altre operazioni la collaborazione dei cittadini e degli imprenditori è stata fondamentale, in Gazze Ladre non è andata così. Anzi, in alcuni episodi di cavallo di ritorno, le vittime non hanno atteso neanche la chiamata degli aguzzini, presentandosi spontaneamente presso il villaggio, un segnale di rassegnazione al meccanismo illecito. Un fatto storico che risale a sempre. Praticamente questa comunità non si è mai integrata in senso positivo. Ci sono delle persone che non solo sono integrate, ma che lavorano, che hanno una vita assolutamente tranquilla e normale, ma chi ha voluto mantenersi separato dal resto della città e lo ha fatto seguendo degli schemi culturali, di subcultura, è finito poi a cadere nel crimine. E poi la droga, tanta e pericolosa, un mix di eroina e cocaina, potenzialmente letale. Questo è un momento molto complicato per quanto concerne lo stupefacente a Cosenza. Recentemente abbiamo avuto una morte per overdose, in questa città la droga è presente a fiumi, è un vero e proprio mare di droga. Attualmente è presente un mix di eroina e cocaina che è pericolosissimo, fermo restando che c'è poi tutto il capitolo degli oppioidi, delle droghe sintetiche, che desta particolare allarme. Insomma, sono davvero parole allarmanti e preoccupanti. Ancora per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, sono 1200 le piante scoperte nella Locride e 4 le persone che sono finite in manette. Vediamo. 4 arresti nella settimana che si sta concludendo da parte dei carabinieri del gruppo Locri, che hanno ottenuto importanti risultati nell'azione di prevenzione e repressione del fenomeno della droga. I 4 colpiti da provvedimento restrittivo sono Giuseppe Giorgi, classe 60, Sebastiano Giorgi, classe 65, Marco Todarello del 1988 e Giuseppe Giampaolo, classe 73. Sono accusati di coltivazione continuata ed aggravata di un'ingente quantità di marijuana. Ai provvedimenti restrittivi si è arrivati al termine di 2 complesse attività di indagine condotte dai militari delle stazioni di Bovalino e Ardore a seguito del rinvenimento nel giugno scorso di 2 piantagioni di marijuana. I militari dell'Arma, nel corso di un rastrellamento in località Maso Lombardo di Bovalino e in località Vallone di Salice di Ardore Marina, avevano scoperto 2 coltivazioni appunto di cannabis per un totale di 1200 piante. Anche negli ultimi giorni sono stati effettuati rastrellamenti da parte dei carabinieri del gruppo Locri con la collaborazione dei loro colleghi dello squadrone eliportato di Vibo Valentia. Ed è stato beccato un insospettabile corriere della droga, 52 kg di sostanza stupefacente gli sono stati trovati nel furgone su cui viaggiava. L'uomo proveniva dalla Calabria ed è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. La droga sul mercato avrebbe fruttato 600.000 euro. Vediamo. Sono stati i cani antidroga, 2 pastori tedeschi, Lady e Ghia, a segnalare la presenza dello stupefacente scoperto dalla Guardia di Finanza. Un insospettabile corriere proveniente dalla Calabria viaggiava con un carico di 52 kg di sostanze illegali, 5 kg di cocaina e 47 kg di marijuana, del valore commerciale al dettaglio di 600.000 euro.
La droga era nascosta nel doppio fondo del tetto di un camion frigo proveniente dalla nostra regione e diretto ad Andria. Il conducente, un 35enne incensurato residente in Germania, è stato arrestato. L'autocarro con targa tedesca viaggiava sul tratto nord dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria quando una pattuglia del GICO della Guardia di Finanza barese si è insospettita per l'eccessiva cautela nella guida. Durante il controllo l'autista del camion ha dichiarato di essere andato in Calabria per acquistare salumi e formaggi del valore di circa 200 euro. Esibendo la relativa documentazione fiscale, i finanzieri, non convinti della spiegazione e dopo aver notato che il vano di carico coinventato era costituito da pannelli in vetroresina e guarnizioni di recente sostituzione, hanno scortato il mezzo fino al porto di Bari per una più approfondita perquisizione con 2 unità cinofile antidroga. Necessario l'ausilio di 2 equipaggi dei vigili del fuoco per individuare il doppio fondo creato nel tetto del cassone frigo, dotato di un congegno di apertura idraulico attivabile da un comando nascosto. Il mezzo e la droga sono stati sequestrati. Nella cronaca l'emergenza Covid, oggi aumentano i contagi in tutte le regioni italiane, non fa eccezione la Calabria che conta 7 nuovi casi positivi. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 124.400 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.283, più 7 rispetto a ieri. Quelle negative sono 123.117. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 2 reparto, 1 in isolamento domiciliare, 184 guariti, 33 deceduti. Cosenza 1 in reparto, 21 in isolamento domiciliare, 437 guariti, 34 deceduti. Reggio Calabria 2 in reparto, 11 in isolamento domiciliare, 268 guariti, 19 deceduti. Crotone 3 in isolamento domiciliare, 113 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare, 82 guariti, 5 deceduti. Altra regione o stato estero 57. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 20.012. E a Santa Maria del Cedro torna l'incubo del contagio. Ci sarebbero casi di positività nello stesso nucleo familiare. Vediamo. C'è attenzione su quanto sta avvenendo a Santa Maria del Cedro. La scoperta della positività del 68enne di origine campana che si era recato al pronto soccorso all'ospedale di Praia ha aperto l'indagine epidemiologica che ha già portato a verificare la positività del genero dell'uomo e della figlioletta di questo. Anche questa volta il riscontro è avvenuto in modo casuale e con un po' di ritardo e non per colpe riconducibili all'azienda sanitaria. Il 68enne ha comunicato solo dopo essere stato visitato e ricoverato che il suo genero, sottoposto a test sierologico, era risultato positivo. La circostanza ha fatto scattare l'allarme e i tamponi effettuati sui parenti stretti hanno rivelato altre 2 positività, una riguardante una bimba di pochi anni. L'USCA di Scalea ha provveduto a testare altre 67 persone nel corso della giornata di ieri e 7 questa mattina su soggetti minori entrati in contatto con la bimba positiva. Intanto i reparti dell'ospedale di Praia e pronto soccorso sono stati momentaneamente chiusi e dovranno essere sanificati. Il 68enne, per precauzione, è stato trasferito presso il reparto di malattie infettive all'ospedale di Cosenza, mentre i familiari, positivi e asintomatici, e quelli in attesa del risultato del tampone, sono in isolamento obbligatorio. L'eventuale scoperta di altre positività imporrà un'estensione dell'indagine ad altri soggetti, complicando la situazione già di per sé delicata. La questione ripropone la necessità di avere la disponibilità di strutture per accogliere i soggetti positivi, separandoli dai familiari. Ecco perché la Regione ha emesso un avviso pubblico finalizzato a reperire posti letto in strutture recettive e in particolare B&B da destinare alla quarantena obbligatoria dei soggetti asintomatici. Ci deve essere responsabilità, perché già ci siamo passati a inizio pandemia con un nostro cittadino residente, era un dottore dell'ASP di Cetraro, che ha fatto quello che ha dovuto fare, poi è guarito e quindi non c'è stata nessuna incidenza sulla comunità su altre persone. Santa Maria del Cedro, il paese limitrofo a Scalea, siamo le 2 cittadine che volgarmente recepiscono più turisti sull'Alto Tirreno Cosentino
Si tratta di cittadini che vengono dalla Campania e che vengono ogni estate da noi, essendo proprietari di seconde case. Sono dei cittadini che vengono da Ottaviano, che erano venuti a far visita a un genitore che si trova già qua dal 3 giugno e che era all'ospedale di Praia a Mare. Ma non era in ospedale per quello che mi è stato detto per il Covid, ma per ulteriori accertamenti. Poi, siccome il genero di questo signore è andato alla guardia medica del mio paese, la dottoressa di turno ha fatto il test serologico e è risultato positivo. E quindi abbiamo attivato la procedura prevista per legge, hanno fatto i tamponi e mentre chi ha fatto il test serologico è risultato negativo, il signore che era ritrovato all'ospedale è arrivato il test positivo. E intanto proprio per l'emergenza Covid in Calabria sono in arrivo 500 milioni di euro, lo ha reso noto la Giunta regionale, in particolare 140 milioni saranno destinati proprio all'emergenza sanitaria, quindi all'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari, assunzione di personale, aree sanitarie temporanee, rafforzamenti di reti e presidi territoriali per la salute, realizzazione di piattaforme e sistemi informatici per il contrasto all'emergenza. Istruzione e formazione saranno destinati 45 milioni di euro, 180 milioni invece destinati al rafforzamento di misure per le piccole e medie imprese. L'Ordine degli infermieri di Cosenza lancia l'allarme, troppi abusivi, e rilancia: in Calabria mancano 4.000 infermieri. Vediamo. Nelle corsie di alcune strutture sanitarie calabresi opererebbero infermieri non qualificati abusivi, le definisce l'ordine che denuncia il fenomeno diffuso e non nuovo. Registriamo quotidianamente un abusivismo della professione infermieristica, soprattutto nelle strutture private dove continuano a mancare infermieri. E vorrei ricordare che noi sono anni che denunciamo la carenza di personale infermieristico, che abbiamo obbligato, lo dico tra virgolette, fatemi passare il termine, a recarsi fuori regione per trovare posti di lavoro. Oggi ci ritroviamo senza personale, per cui voglio dire, cosa fanno molte strutture? Alcune competenze infermieristiche vengono passate a personale di supporto senza che nessuno dica mai niente. Questo abusivismo della professione, con la reclusione da 6 mesi a 5 anni per chi la esercita e da 1 anno a 6 anni per chi la consente. E questa è la nostra denuncia. Vorrei ricordare che la professione infermieristica è quella più abusata in Italia. Piante organiche senza professionisti e l'azienda sanitaria provinciale che azzera, si denuncia i coordinatori facente funzione figura, spiega Sposato, indispensabile. L'ASP di Cosenza ha mandato una circolare il 31 agosto, di fatto azzerando tutti quelli che erano gli incarichi di coordinatori facenti funzioni. Io voglio ricordare 2 cose: che coordinatori ne esistono, di ruolo ne esistono pochissimi, perché la maggior parte sono andati in pensione con quota 100 e che regolarmente con 41 anni di contributo. Se non ci fossero queste persone il sistema sanitario sarebbe crollato, perché sono figure importanti di coordinamento. Ma che si facciano a questo punto le graduatorie interne, si facciano gli avvisi interni per legittimare chi effettivamente occupa questi posti e per dare la possibilità a chi ha studiato, ha conseguito titolo, di poter competere. Problemi tanti e pochi infermieri in corsia. Quanti ne mancano nella nostra regione? In Calabria ne mancano intorno a 4.000. Noi abbiamo avuto la felice idea di fare sempre dei concorsi limitati a poche centinaia di posti. Non abbiamo capito, non abbiamo saputo leggere nel futuro, non tanto noi, che lo stiamo dicendo da anni, ma chi ha gestito la sanità fino a poco tempo fa. Il generale Marigiò lascia Calabria Verde e dice: le mie mani sono pulite. Vediamo. L'azienda Calabria Verde si è dotata di un congruo numero di mezzi meccanici che consentiranno di effettuare interventi manutentivi e di pronto intervento idraulico. Questo nonostante, ha ribadito il commissario dell'azienda forestale regionale, il generale Aloisio Marigiò, siano venuti a mancare alla forestazione ben 40 milioni di euro. Io vorrei ricordare a tutti coloro che in qualche modo negli anni 60-70 ha fatto ricorso alla forestazione come ammortizzatore sociale, non riuscivano a risolvere il problema dell'occupazione e quindi hanno creato in tanti comuni squadre di operai forestali.
finanziandole direttamente, che una volta poi stabilizzati questi operai vanno mantenuti. La Regione non può da sola far fronte a questa esigenza. Le nuove dotazioni integreranno le attuali competenze del servizio di sorveglianza idraulica. I nuovi mezzi meccanici potranno essere utilizzati in modo polivalente sia per interventi atti a mitigare il dissesto idrogeologico sia per mantenere o realizzare fasce parafuoco. Lo step di oggi è importantissimo ai fini del dissesto idrogeologico. Calabria Verde per la prima volta riesce a schierare dei mezzi, riesce a schierare delle squadre sul territorio. Ho già parlato di quella che è la ripartizione, ci sono 2 squadre per la zona nord della Calabria, la zona centro e la zona sud. L'assortimento di taglie consente l'impiego in molteplici scenari. Quindi Calabria Verde può fare questo tipo di interventi. Ci siamo organizzati, abbiamo ottenuto risorse comunitarie che ci sono state assegnate nel 2018. L'inaugurazione della nuova flotta di Calabria Verde potrebbe essere l'ultimo atto del commissario Marigiò, che in conferenza stampa ha annunciato di voler lasciare la guida dell'azienda forestale regionale, alla quale era stato nominato dal precedente governatore Mario Oliverio. Io ormai mi ritrovo al 4º anno di gestione commissariale, la mia posizione è una posizione del tutto anomala ormai, un commissario non può durare in carica per tanto tempo, anche se in Calabria questa disposizione non è normata. Ecco, io quindi sono entusiasta per quello che è avvenuto, ma gradirei che in qualche modo si prosegua in questa direzione. Calabria Verde sta cambiando, mi auguro che questo cambiamento continui nel tempo, è necessaria un'attività corta di pianificazione e programmazione sulla base delle risorse assegnate. Il nuovo parco macchine è stato presentato alla stampa nella sede del distretto territoriale Calabria Verde a Santo Stefano di Rogliano. Qui si pensa alla prevenzione finalmente con mezzi che porteranno a 2 presidi idraulici per ogni provincia, presidi di prevenzione e presidi che potranno operare all'interno dei corsi d'acqua, cercando di evitare magari che tragedie annunciate si verifichino. Ci spostiamo a Sibari, siamo in provincia di Cosenza, il parco archeologico che è molto conosciuto e di valore, sarà valorizzato grazie a 3 milioni di euro che arrivano dal MIBAC. Il sindaco dice lottiamo perché questo sito diventi patrimonio UNESCO. Vediamo. Eccolo il sito di Sibari, cuore pulsante della Magna Grecia, una storia affascinante e dimenticata che risale all'VIII secolo a.C. Una città antica, moderna e forte, la Sibari degli Achei, poteva contare su un esercito di 300.000 soldati. Il sito, concordano ricercatori e studiosi, è singolare, unicità per la quale il comune ha deciso debba essere riconosciuta dall'UNESCO. È una battaglia che continua, io oso definirla una battaglia storica. Il parco archeologico di Sibari richiama l'antica Sibari che appartiene non al comune di Cassano, nemmeno alla Calabria, nemmeno all'Italia, ma al mondo intero. Noi abbiamo svegliato l'attenzione sul parco a seguito dell'alluvione del gennaio del 2013. C'è stato tutto un atteggiamento da parte anche del governo del paese favorevole verso Sibari, però bisogna andare avanti. Oggi, grazie all'onorevole Enrico, il parco archeologico ha altri 3 milioni di euro che ovviamente non spenderà il comune di Cassano, ma che spenderà direttamente il Ministero. Io insieme a Franco Corbello, il Movimento dei Diritti Civili, stiamo facendo un'altra battaglia che è quella di far riconoscere Sibari quale patrimonio UNESCO. Lo avete sentito, il MIBAC ha destinato 3 milioni di euro al parco e al museo archeologico di Sibari. Obiettivo è rilanciare, dice il sottosegretario Anna Laura Orrico, l'enorme valore storico. Ma quali interventi saranno effettuati? È stato fatto un progetto da parte degli organi della sovrintendenza e la sovrintendenza stessa non ha comunicato al comune i connotati del progetto stesso, quindi saranno impiegati sempre per la valorizzazione del parco, per la promozione dello stesso e anche per risolvere alcuni problemi di carattere strutturale che il parco stesso ha. Valorizzare l'antica Sibari significa opportunità di lavoro e sviluppo per l'intero territorio. Sto puntando moltissimo sul turismo
culturale. Noi abbiamo un bellissimo mare, abbiamo la spiaggia dorata di Sibari, ma credo che non basti questo per attrarre turismo. Noi abbiamo bisogno di offrire altro e noi vogliamo offrire i beni culturali che abbiamo. Vogliamo anche puntare al turismo religioso, ma la preminenza è dovuta all'aspetto culturale. Credo che basta già il nome di Sibari da offrire ai turisti, il parco archeologico, il Museo Nazionale della Sibarite, che poi salendo a Cassano anche le grotte di Sant'Angelo che sono diciamo, estremamente collegate con il parco stesso, credo che sia qualcosa di importante da dire per attrarre il visitatore. Ci spostiamo a Catanzaro dove sono cominciate le operazioni di bonifica per appunto lo smaltimento dell'amianto e l'abbattimento del vecchio cementificio. L'area, una volta riqualificata, ospiterà la cittadella del sociale. Vediamo. Le ruspe al lavoro questa mattina per l'abbattimento del vecchio cementificio di Catanzaro, un capannone abbandonato e circondato da erbacce di cui non resterà traccia, sarà abbattuto e considerato un vero e proprio ecomostro. Le operazioni sono cominciate dal tetto in amianto, pericoloso per le polveri sottili che sparge nell'aria. Le operazioni di riqualificazione del capoluogo, iniziate con la demolizione dell'edificio della Italcementi di Catanzaro Sala, poi i vecchi capannoni del Gaslini, oggi il cementificio. Quanto tempo sarà necessario per sgomberare l'area? Lo smantellamento dell'Eternit 3-4 giorni. Riprenderanno subito dopo Ferragosto, invece poi con le ruspe per abbattere tutta la parte in cemento armato. Il sindaco rivela il nuovo progetto che cambierà il volto di questa parte della città. Una cittadella sul sociale, se verrà realizzata dal privato. Comunque l'importante intanto è smantellare, poi siccome è una cosa molto grande il privato avrà i suoi tempi se vorrà realizzare questa importante opera. Noi intanto l'abbiamo approvata perché il piano regolatore lo prevedeva come centro servizi, come zona a servizi e diciamo che l'idea di approvare una grossa volumetria sul mondo diciamo, del sociale è stata quasi approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale. Le norme anti-Covid non fermano Armonie d'Arte Festival, la manifestazione è giunta alla 20ª edizione, la splendida cornice del Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia. Vediamo. Armonie d'Arte Festival 2020, un cartellone ricchissimo che ci accompagnerà fino a fine agosto. Armonie d'Arte Festival è anche il Parco Archeologico di Scolacium. 20 anni in un luogo incantato ha reso tutti noi migliori. E devo dire che gli artisti e il pubblico che sono arrivati qui hanno colto quella che forse è la vera e più autentica bellezza del nostro patrimonio. Scolacium è un luogo di straordinario valore monumentale storico, ma anche di grande suggestione paesaggistica. Forse tra i luoghi di maggiore interesse, quelli che si definiscono d'eccellenza dell'intero patrimonio meridionale. E qui noi abbiamo voluto tenere aperti i riflettori sulla anche grande arte, quindi la creatività contemporanea che si coniuga ai luoghi per valorizzarli. Noi abbiamo sempre un pubblico internazionale, quest'anno vedremo, però cominciamo intanto con una Mondovisione, il 12, grazie a un progetto del Ministero degli Esteri e di Italia Festival che si chiama Estate all'Italiana Festival, con i festival più importanti italiani che raccontano se stessi e i propri spazi, e siamo collegati in diretta streaming con 200 paesi e lo faremo con questo concerto di Ramin Barami, pianista raffinatissimo, una voce recitante calabrese peraltro, che è Francesco Colella, lo abbiamo amato moltissimo nel magnifico Togliatti televisivo, con uno spettacolo che si chiama Occidente da Oriente ed è un viaggio appunto lungo le rotte mediterranee dall'antica Persia alla nostra Magna Grecia e che racconta di questo mood che è poi alla base dello spirito d'Occidente. Tutto il festival è connotato da grandissimi artisti che sono per esempio i Berliner Philharmoniker. Parliamo della più grande orchestra del mondo, naturalmente nella formazione da camera per ovvi motivi di contesto, ma anche di una leggenda del pianoforte come la Marta Argerich, Richard Garianò, che è un mito della fisarmonica jazz, un più grande interprete di Piazzolla, e ancora il teatro di Emma Dante, di Gabriele Lavia. Da quest'anno Armonie d'Arte avrà un sottotitolo permanente che sarà Nuove rotte mediterranee. E chiudiamo con le previsioni del tempo.
Anche nelle prossime 48 ore ci aspettano condizioni di variabilità con tempo a tratti instabile e temperature sotto le medie del periodo. Domani possibili brevi piovaschi sulla fascia tirrenica, altrove nelle ore centrali possibile sviluppo di rovesci anche temporaleschi. Ampi spazi soleggiati con basso rischio di fenomeni sulla fascia ionica. Temperature sotto le medie del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani mari quasi calmi o poco mossi, venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per averci seguito, grazie ad Enzo Leonetti in regia, a Giuseppe Costanzo in messa in onda, vi auguriamo un buon proseguimento.